Berlusconi finisce un'era, fortissimo il suo legame con la nostra regione, dalla posa della prima pietra del Mose all'inaugurazione del passante fino alla visita a Venezia in ginocchio per l'acqua granda. Fiesto d'Artico sconvolta per la tragedia alla fine della 29enne morta nel rogo dell'abitazione a Bruxelles. Il sindaco, una ragazza proiettata verso il futuro e il prossimo, il cordoglio della ONG per cui lavorava. Saranno celebrati mercoledì alle 10:30 nel campo sportivo di Milano i funerali di Andrea Marigo, il ragazzino di 11 anni che sabato pomeriggio è stato investito e ucciso da un'auto. Svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Annika Panfile, indagato l'ex primula rossa della Mala Franco Battaglia, per il quale la donna lavorava perquisizioni e sequestri. Un altro episodio di violenza nel carcere di Santa Maria Maggiore. Un detenuto avrebbe aggredito un medico che l'aveva appena visitato e un agente. Prima tappa veneta a Bibione per il progetto regionale turismo sociale inclusivo nel Veneto. Ospite d'onore il campione paralimpico di nuoto Antonio Fantin. Domani Sant'Antonio su Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est, dalle 5:30 la diretta della festa di Sant'Antonio e dopo la messa delle 17 la solenne processione lungo le vie della città. Ben ritrovati in diretta con il telegiornale di Venezia. Partiamo da Ringhi, il sondaggio che vi propone la trasmissione in prima serata. Il tema è quello dei migranti, con la proposta dell'Unione Europea, Italia e Olanda, che fa alla Tunisia 100 milioni subito da Bruxelles per il controllo delle frontiere e 150 milioni a seguire. Migranti, milioni dall'Unione Europea alla Tunisia. È giusto? Diteci la vostra utilizzando i contatti che vedete in questo momento in sovraimpressione, e la telefonata, lo ricordo, è sempre gratuita. Partiamo dalla notizia del giorno, la morte di Silvio Berlusconi. Questa mattina alle 9:30 è mancato all'ospedale San Raffaele in cui si trovava da diversi giorni dopo una lunga malattia. Venezia lo ricorda con un messaggio del sindaco Brugnaro, la sua presenza per l'inaugurazione del passante e del Mose, e non solo. C'è sempre una commozione che ti prende quando torni a Venezia. Puoi esserci stato molte volte, ma quando ritorni qui c'è sempre una commozione, perché ti domandi anche tante cose. Come erano questi uomini che hanno saputo immaginare delle cose così importanti, così difficili, così vaste. È il 15 novembre del 2019. Silvio Berlusconi visita Venezia per l'ultima volta. Non sono giorni facili, l'acqua alta sta sommergendo continuamente la città e Berlusconi ha appena visitato la Basilica di San Marco per rendersi conto personalmente dei danni che la Chiesa ha subito. La morte di Silvio Berlusconi, è avvenuta questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano all'età di 86 anni, ha suscitato un intenso cordoglio anche a Venezia. Mi ricordo e mi ricorderò di quando sei venuto qua a vedere Venezia sotto acqua, di quando mi hai chiamato e mi hai dato i consigli quando io ti ho chiesto che volevo candidarmi. Non ci siamo visti tante volte, ma la stima davvero rispetto a te, rispetto alla tua storia, dal mio punto di vista è molto alta. Ci mancherai. La storia, credo che la storia farà giustizia del nome di Silvio Berlusconi e del ruolo che ha avuto nel nostro paese. Silvio Berlusconi ha legato indissolubilmente il suo nome alla più grande opera di difesa di Venezia dalle acque alte. Da Presidente del Consiglio, il 14 maggio 2003 era a Sant'Elena per la cerimonia di inizio lavori del Mose. Dopo la benedizione dell'allora patriarca Angelo Scola, la prima pietra era stata calata nel canale di Malamocco. Nell'ambito delle infrastrutture, il presidente della regione Luca Zaia ha ricordato anche la partecipazione di Berlusconi all'inaugurazione del passante di Mestre nel febbraio del 2009, tenendo a battesimo un'opera che è diventata, ha scritto Zaia, il simbolo dell'entroterra veneziano, aprendo una nuova stagione delle infrastrutture per l'Italia e soprattutto per il nord-est. A Palazzo Ferrofini, in regione, la capogruppo di Forza Italia Elisa Venturini lo ricorda così. Secondo me uno dei tratti da sottolineare di Silvio Berlusconi è proprio la sua umanità e questo si percepiva quando lo si incontrava. E devo dire, la cosa anche che sempre mi impressionava era il grande entusiasmo che le persone dimostravano ogni qualvolta lo incontravano, e questo è tipico delle persone che hanno un grande carisma e delle grandi capacità. La morte della 29enne Anna Tuzzato in un incendio nell'appartamento in cui viveva a Bruxelles, il cordoglio di una comunità intera. Fiesto d'Artico. La comunità è in lutto perché è una tragedia grande, la situazione era una situazione
difficile, però so che sono in viaggio, sono partiti in viaggio, sono lì a Bruxelles per espellere insomma le pratiche che del caso, e siamo in attesa del loro ritorno. Si è svolta questa mattina l'autopsia sul corpo di Anna Tuzzato, la 29enne di Fiesso d'Artico che da circa 2 anni lavorava a Bruxelles e che sabato ha perso la vita a causa di un incendio scoppiato nel suo appartamento. Una volta ottenuto il nulla osta, la salma di Anna potrà rientrare in paese dove saranno celebrati i funerali. Per il giorno dei funerali sarà indetto lutto cittadino, soprattutto perché la famiglia di Anna, la famiglia Tuzzato, è una famiglia in vista a Fiesso d'Artico, e anche perché erano persone che erano totalmente proiettate verso l'Europa. Le figlie sono maturate, laureate. Anna aveva questo impiego a Bruxelles in una ONG che si occupava di alimentazione biologica, di agricoltura biologica, una famiglia che era totalmente proiettata verso il prossimo. Anna era coordinatrice della comunicazione alla Federazione dei Coltivatori Biologici. Alla notizia della sua morte l'associazione ha diramato una nota. Siamo scioccati e addolorati per questa tragedia e per la perdita della nostra stimata collega e amica, si legge. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e stiamo cercando di sostenerla come possiamo. La famiglia Tuzzato era molto conosciuta in paese e attiva in parrocchia. E nel cuore della festa della parrocchia è arrivata questa notizia così triste e così dolorosa che ha lasciato attoniti tutti noi, tutta la comunità cristiana, che ieri durante le messe e anche subito dall'inizio ha fatto un pensiero spirituale, soprattutto per i genitori Giancarlo e Venturina, che sono molto conosciuti e ben voluti qui tra noi, e le sorelle naturalmente. E a loro abbiamo affidato tutto il nostro cuore in questi giorni, li accompagniamo in questo viaggio difficile a Bruxelles e li aspettiamo pregando. La morte di Anna ricorda per le modalità quella di Gloria Trevisana e Marco Gottardi, che 5 anni fa hanno perso la vita nel rogo del grattacielo a Londra. Mercoledì 14 ricorrerà l'anniversario della loro morte. I funerali del bimbo investito e ucciso invece a Mirano a soli 11 anni si svolgeranno in un campo da calcio. Oltre alla bicicletta anche il pallone era una sua grande passione. Saranno celebrati mercoledì alle 10:30 nel campo sportivo dell'Oratorio di Mirano i funerali di Andrea Marigo, il ragazzino di 11 anni che sabato pomeriggio ha perso la vita in sella alla sua bicicletta investito all'incrocio tra via Donorione e via Viasana, lungo il Gratticolato Romano. Domani sera invece ci sarà una veglia di preghiera nella chiesa di Campocroce. Il calcio era una grande passione di Andrea, ecco perché la scelta di celebrare proprio al campo sportivo il suo funerale. L'altro grande amore era proprio la bicicletta, andava ovunque, racconta una conoscente della famiglia. Una passione che aveva coltivato anche frequentando per un anno l'Unione Ciclistica di Mirano. E sulla sua inseparabile bici sportiva di color turchese sabato ha perso la vita. Indagato il 33enne di Mirano che era alla guida e che dovrà rispondere del reato di omicidio stradale. È stato il primo a soccorrere Andrea praticando le manovre, ma non c'è stato nulla da fare. Caso Anica Panfile, l'ex primula rossa della Mala del Brenta, ex datore di lavoro della donna, Franco Battaggio, è indagato dalla procura di Treviso con l'ipotesi di aver ucciso la 31enne ritrovata morta sul Piave a Spresiano in mattinata. Perquisizione dei carabinieri nell'abitazione di Battaggio ad Arcade, posta sotto sequestro, e alla pescheria che il 76enne gestiva. Portati via computer e smartphone. Mercoledì arriveranno gli specialisti del RIS. L'intervista al procuratore Marco Martani ai microfoni della nostra Daniela Sizia. Sì, è proceduto a perquisizioni e sequestri per verificare l'ipotesi che in uno di quei luoghi sia avvenuta l'aggressione ad Anica e su uno di quei veicoli che abbiamo perquisito e sequestrato sia poi stato trasportato il suo cadavere. Quindi una svolta è un termine eccessivo, diciamo che è una tappa in un percorso di indagine che è ancora in itinere. Ecco, l'ipotesi di reato, comunque quello di omicidio volontario. L'ipotesi di reato naturalmente rimane quella di omicidio volontario. Senta, adesso ci saranno anche gli accertamenti del RIS. Naturalmente sui luoghi, sui veicoli sequestrati ci saranno degli accertamenti tecnici irripetibili
in parte anche delegati al RIS di Parma, in parte effettuati dalla sezione specializzata in polizia scientifica dei Carabinieri di Treviso, volti a verificare la presenza di tracce del passaggio di Annika, tracce eventualmente di un'aggressione a questa. Un altro episodio di violenza al carcere di Santa Maria Maggiore, secondo quanto ricostruito dall'Unione dei Sindacati di Polizia Penitenziaria. Ieri pomeriggio uno dei detenuti nel corso di una visita si sarebbe scagliato prima contro il medico, poi contro un poliziotto. L'aggressore aveva già mostrato comportamenti violenti in passato quando era rinchiuso nel carcere di Padova e per motivi di sicurezza era stato trasferito a Venezia. Sembra che avesse chiesto lui di essere visitato, probabilmente non soddisfatto del responso medico. Avrebbe colpito appunto il dottore con 2 violenti pugni al corpo, facendolo accasciare a terra. Poco dopo avrebbe aggredito un agente, stavolta con un calcio allo sterno, prima di essere fermato. Ancora la cronaca con l'operazione di soccorso dei Vigili del Fuoco nel territorio di Vigonovo per recuperare 3 giovani padovani sorpresi dall'aumento del livello del fiume Brenta per l'apertura delle chiuse. Sorpresi dall'apertura delle chiuse del fiume Brenta nel territorio di Vigonovo, nel veneziano, salvati dall'intervento dei Vigili del Fuoco. 3 ragazzi sedicenni hanno rischiato di essere trascinati via dalla corrente del fiume. I 3 amici stavano camminando su alcuni massi affiorati nel centro del fiume, approfittando della secca, quando la portata dell'acqua è salita improvvisamente. Scattato l'allarme, sul posto è giunto l'elicottero Drago 154 dei Vigili del Fuoco. Un soccorritore si è calato in acqua con il verricello e, imbragando i 3 giovani, li ha portati in salvo uno a uno a bordo del veicolo. Sul posto anche i carabinieri che hanno identificato i 3 amici. Pochi secondi di pubblicità, tra poco. Ben ritrovati, siamo a Bibione per la prima tappa veneta di turismo sociale e inclusivo nel Veneto. Ospite d'onore il campione paralimpico di nuoto Antonio Fantini. Mi occupo di tavoli, andare nei piani, seguire la biancheria, fare le lavatrici, distendere e dare una mano se hanno bisogno. Patrizia è una delle persone che fa parte del progetto regionale Turismo Sociale Inclusivo nel Veneto, coordinato dall'ULS 4, ma di cui fanno parte le altre aziende sanitarie venete. Giunto al 7° anno, l'obiettivo del progetto è quello di pensare e riprogettare luoghi e servizi del comparto turistico per renderli accessibili a tutti senza distinzioni, anche inserendo persone disabili nel mondo del lavoro. Il progetto maturo è entusiasmante. Da oggi in poi tutte le località turistiche del Veneto, quindi tutte le aziende sanitarie, tutti i comuni coinvolti, tutti i partner operativi saranno attivi nelle diverse iniziative. È un progetto che è partito dal mare ma che oggi tocca a 360 gradi tutto il Veneto, quindi la montagna, i fiumi, le città d'arte, i musei. Il progetto è stato presentato a Bibione, ospite d'onore il campione paralimpico di nuoto Antonio Fantini. Aiuta a vivere quella che è la vacanza, quello che è il luogo di lavoro, quello che è un qualunque aspetto della vita quotidiana in modo normale, senza filtri, senza barriere. Diciamo che gli strumenti che nascono appunto per includere le persone con una disabilità, con una difficoltà, poi, come si diceva anche nel corso della presentazione, aiutano e sono a disposizione anche di chi queste difficoltà, vuoi per anzianità, vuoi perché c'è il bambino sulla carrozzina spinto dalla mamma perché è piccolo, è uno strumento che poi diventa accessibile a tutti. Cresce di ora in ora il numero dei pellegrini che stanno arrivando al Santo a Padova per il 13 di giugno. Domani su Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est, la diretta a partire dalle 5:30 del mattino per la festa di Sant'Antonio e poi dopo la messa delle 17 la processione solenne. Pellegrini da ogni parte del mondo, una basilica gremita durante tutti i giorni della Tredicina. È grande l'attesa per il 13 giugno, festa di Sant'Antonio, una giornata che Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est, vivrà in diretta con voi dalle 5:30 del mattino con l'apertura del portone della basilica per la prima Santa Messa delle 6. Eccola qui che si sta aprendo in questo momento il rettore della basilica, padre Antonio Ramina, lo vedete, e
da questo momento inizia ufficialmente la giornata di festa di Sant'Antonio. Una giornata lunghissima, alle 5:30, quindi la mattina ben presto apriamo la basilica ad accogliere quasi in un abbraccio affidato a Sant'Antonio tutti i pellegrini, e per chiudere poi alle 22:30, quindi un grande clima di accoglienza e di condivisione di questa festa antoniana. Un santo vicino alla sua gente che grazie alla comunità dei frati ha benedetto anche i tempi difficili della pandemia, dapprima volando sulle terre venete con l'elicottero nel 2020, l'anno del lockdown, poi via mare e fiume nel 2021 con lo straordinario pellegrinaggio della reliquia dell'avambraccio sinistro del santo dalla Basilica della Salute di Venezia sino a Padova. Ritornata sulle strade della città nel 2022, la processione del santo tornerà a percorrere il suo cammino tradizionale uscendo dalla basilica dopo la messa solenne delle 17. Mi piace pensare che Antonio, camminando in mezzo alle nostre strade, in qualche modo restituisca la visita di tanti pellegrini che vengono a trovarlo qui in basilica, e quindi camminando in mezzo a noi ci dona il suo sguardo accogliente, ci richiama a quelli che sono i valori fondamentali della nostra fede, cioè la giustizia, la comunione e il richiamo ad una vita evangelica che sappia di condivisione e di perdono reciproco. Fede, devozione e carità nello stile di Sant'Antonio. Alle popolazioni alluvionate dell'Emilia-Romagna andranno le offerte raccolte con il pane di Sant'Antonio, con le nostre telecamere che in diretta durante la giornata del 13 giugno racconteranno le difficoltà vissute dalla comunità dei frati nel convento di Faenza, momenti che con noi potrete vivere dall'alba al tramonto, dalle 5:30 sino alle 22:30 su Rete Veneta. Era questo il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati in nostra compagnia. Siamo alle previsioni del tempo, dopo di noi TG Treviso. Grazie, buon proseguimento di serata, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al Meteo. Prosegue l'antagonismo tra la circolazione anticiclonica e una situazione più dinamica con impulsi freschi da nord-est. Martedì 13 giugno tempo buono ma con qualche disturbo. Vediamo allora insieme il dettaglio. Sul Veneto cielo irregolarmente nuvoloso con fasi di schiarite alternate ad addensamenti. Per quanto riguarda le precipitazioni invece la probabilità sarà alta in montagna, specie al pomeriggio. Qualche sporadico fenomeno potrebbe portarsi fin verso l'entroterra pianeggiante. Temperature in diminuzione, minime tra 14 e 18 gradi, massime tra 22 e 25 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo una residua nuvolosità, ma si avranno anche delle schiarite, qualche pioggia o rovescio sulla zona montana e localmente anche in pianura. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime sui 23-25 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo sole e nubi con qualche rovescio anche temporalesco, specie nelle ore più calde. Temperature minime intorno ai 16-18 gradi, massime sui 26-27 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.